Con una rosa rossa e un codice tra le mani hanno manifestato con un flash mob tutto il loro disappunto per le mancate risposte del governo. Una rappresentanza dei giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari di tutto il Veneto si è ritrovata di fronte all'ingresso del Tribunale di Venezia a Rialto per dimostrare solidarietà ai colleghi di Palermo e di Parma che hanno intrapreso uno sciopero della fame dopo la mancata attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea che ha riconosciuto ai magistrati onorari gli elementari diritti di adeguata retribuzione, malattia, ferie, maternità e tutele di cui ad oggi sono attualmente privi. A dimostrare loro solidarietà anche il presidente del Tribunale di Venezia. L'augurio che la vostra vicenda e le vostre giuste rivendicazioni trovino finalmente una risposta da parte del Ministero. Senza il loro apporto molti settori sarebbero non malfunzionanti, ma sarebbero addirittura non funzionanti. Come non bastasse, se entrasse in vigore la cosiddetta riforma Orlando, si limiterebbe l'attività di udienza dei magistrati onorari con ulteriore riduzione dei compensi già al minimo. L'emergenza Covid inoltre ha fatto esplodere una situazione già da troppo tempo in attesa di correttivi. In caso di malattia i giudici onorari non hanno diritto ad alcun ammortizzatore, non essendo loro riconosciuta assistenza sanitaria e previdenziale. 2 di noi sono già morti, sono già deceduti, hanno contratto il virus. Non c'è nessuna tutela, ripeto, previdenziale e assistenziale in caso di malattia. Ma la nostra è una battaglia non solo per la magistratura onoraria, ma per tutti i lavoratori. Perché se nel settore della giustizia lo Stato italiano, il Ministero della Giustizia, nega le ferie, nega la previdenza, ma allora cosa succederà agli altri? Dopo di noi chi ci sarà? Quindi per questo sui diritti non si arretra. Sembra quasi che noi che facciamo il diritto lo amministriamo tutti i giorni, non siamo degni di essere titolari di diritti che spettano a qualunque tipo di lavoratore.